La possibilità che l'opposizione non andasse mai al governo. L'opposizione era, diciamo, nei primi decenni del dopoguerra erano socialisti e comunisti che erano legati insieme, quindi i partiti, diciamo, Democrazia Cristiana si doveva alleare solo con i repubblicani, socialdemocratici e liberali, però erano governi estremamente instabili. E quindi si passò poi al centro-sinistra e ci furono fatti anche dei passi molto importanti, soprattutto con l'arrivo dei socialisti, per esempio la nazionalizzazione dell'industria elettrica, perché questo fu una ricchezza per l'Italia, perché fornì la possibilità di tutti di poter usare tranquillamente l'energia, che una volta era assai povera. Ma poi, naturalmente, questa certezza di essere intoccabili, perché i governi erano estremamente, diciamo, condizionati, arrivò al punto dove tutto era possibile per un politico. E solo con il crollo del muro, questo appoggio incondizionato degli americani sulla politica italiana venne meno e ci fu un Presidente della Repubblica che lo disse: è finita quell'epoca e adesso comincerà un'altra dove noi saremo responsabili delle nostre azioni. E difatti nel 90, dopo il crollo del muro, si incomincia una tattica totalmente diversa. Questa farà parte della discussione che andiamo a fare ed è una tattica molto importante, cioè c'è un gruppo, nasce un altro gruppo di magistrati a Milano che praticamente usano la stessa tecnica dei magistrati di Palermo. Borsellino, Falcone e altri avevano fatto un gruppo di, diciamo, compatto di ricerca su quella che era la criminalità siciliana e quindi la mafia. A Milano lo stesso si crea un gruppo di altri 3 magistrati e tutti con competenze diverse, quindi praticamente creano un puzzle, tutti e 3 vanno a formare una entità, diciamo una capacità di indagine che non c'era prima. Succedono 2 cose contemporanee. Quelli di Milano usano la stessa tecnica di Falcone e Borsellino e quando Falcone e Borsellino moriranno, questi subentrano. E allora se prima Borsellino Falcone, partendo da Palermo, era arrivato a Milano, e proprio perché è arrivato a Milano ci lascia le penne, quelli di Milano partono da Milano e arriveranno fino a Palermo. Il che vuol dire che, diciamo, una certa politica mafiosa non era una eccellenza solo della Sicilia, ma apparteneva anche alle nostre regioni. E a questo punto lanciamo un inizio, un servizio e vediamo un po' come possiamo affrontare questo evento, che è un evento estremamente complesso. Noi abbiamo fatto una scelta, cioè quella di presentare 2 personaggi che sono stati i personaggi chiave, diciamo, più spettacolari. Quindi da una parte Di Pietro, dall'altra parte Craxi. E soprattutto analizzeremo come Craxi ha affrontato questo problema. E questo dà un altro senso e poi entreremo anche nel resto. Pensiamo che furono 5.500 circa gli imputati in quel periodo di Mani Pulite, assolti furono 250 e tutti gli altri furono condannati, quindi la cosa era estremamente pesante. Allora, se la regia ha pronto il primo contributo, entriamo e poi discuteremo sull'argomento. Mani Pulite è il termine che identifica la più grande rivoluzione fatta in Italia successiva alla tragica dipartita dei giudici Borsellino e Falcone. Quella fu un'epoca che consentì all'Italia di fare un salto epocale per liberare il paese dalla morsa di un partitismo avido e predatorio. Mani Pulite non fece sconti a nessuno, ma fu vittima dei suoi stessi accusati, che pur commettendo reati conservarono il potere ed una spudorata certezza sulla loro impunibilità.
Sono politico, ergo sono intoccabile. La certezza stava in un passato remoto, da quella unità d'Italia che si era forgiata nella corruzione, nel sopruso e nella sopraffazione della classe medio-povera. Andava dal Banco di Sicilia, depredato da Garibaldi e i suoi 1000 patrioti, con Ippolito Nievo in testa, allo scandalo della banca commerciale, fino all'oro di Dongo. Mani Pulite parte ed arriva ad oggi al Pio Albergo Trivulzio, che rappresenta una impercettibile smagliatura del sistema partito che con una reazione a catena finisce per travolgere tutto e tutti. Siamo alle ore 17 del 17 febbraio 1992. Tutto cominciò ad accadere qui alle 17 del 17 febbraio 1992. A quell'ora Luca Magni, titolare di un'impresa di pulizie che lavorava al Pio Albergo, aveva un appuntamento con Mario Chiesa per consegnargli una tangente di 7 milioni. Nel taschino della giacca aveva un microfono e Di Pietro era in ascolto. Buongiorno, questi gli argomenti di oggi. L'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente di un istituto assistenziale di Milano, avrebbe chiesto tangenti. E che conseguenze ci saranno alle prossime elezioni dopo la vicenda Chiesa? Mi trovo un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica amministrazione. 8 imprenditori che avevano stipulato appalti con alcuni dei più grossi ospedali milanesi sono stati arrestati questo pomeriggio su ordine dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano Antonio Di Pietro. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medio, piccoli, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive. Abbiamo avuto un problema, evidentemente. Abbiamo avuto un problema. Allora, abbiamo visto praticamente, poi appena sono pronti ripartiremo, abbiamo visto la presenza dei politici dell'epoca e soprattutto cos'è stato Mani Pulite. Io partirei da te, Gottardo. Mani Pulite cos'è stato per l'Italia in quell'epoca, e gli italiani erano consapevoli che esisteva questa corruzione ormai dilagante e attraverso cui poi la politica naturalmente si giovava. Adesso diciamo con 3 decenni di distanza si può fare dei giudizi anche più distaccati e vedere con meno emozione. La cosa che c'è stata di sicuro, guardate, che è finita la Repubblica Democratica dei Partiti. Quindi la Repubblica fondata, costituzionale, fondata dei partiti, termina con Tangentopoli. Questo è certo, perché non è solo un problema di finanziamento, ma era un problema di crisi del sistema, che era collegato sì al finanziamento dei partiti, più irregolare che regolare e anche generale, perché c'era il finanziamento irregolare dei partiti cosiddetti del blocco democratico e c'era il finanziamento altrettanto irregolare del partito comunista, soprattutto, che era foraggiato dall'Unione Sovietica. Il problema stava lì. I finanziamenti della Repubblica e dei partiti non erano finanziamenti. Gottardo, io distinguerei quelli che erano i finanziamenti che venivano fuori dall'Italia e i finanziamenti invece che i partiti, in questo caso Mani Pulite, prendeva. La distinzione diventa sempre molto difficile su questa, professore, ritengo, perché non eravamo ancora nel pieno della globalizzazione, ma eravamo già un paese internazionale, dove le differenze, c'era l'ENI, c'erano i commerci, l'Unione Sovietica era una barriera, ma i commerci c'erano, anche da allora c'erano i commerci, che non solamente di merci, ma anche di energia, quindi il finanziamento irregolare dei partiti c'era. Poi andiamo anche ai finanziamenti personali, stiamo su quelli dei partiti.
Diciamo che con Tangentopoli finisce un sistema e finisce il sistema dei partiti con il loro finanziamento, e questo fine del sistema è reso possibile perché è caduta la legittimazione A ideologica, B politica di questo sistema. Ideologica, sono finite le ideologie, il comunismo era crollato, crolla il muro, la contrapposizione tra i blocchi non c'è più, quindi non c'è più la guerra vera e propria che legittimava anche un'economia di guerra, anche dentro la politica, non c'è più. E a questo punto alcuni se ne resero conto che il mondo stava cambiando dopo la caduta del muro, altri continuavano la vita come se questa non fosse avvenuta, ma il cambio è avvenuto e ne comincia un'altra fase, un altro periodo che dura fino più o meno ai nostri giorni. Anche nei nostri giorni stiamo facendo un cambio altrettanto importante, altrettanto, con altri mezzi, con altri sistemi altrettanto importanti, ma diciamo è la fine della Repubblica fondata sui partiti di massa e sulle ideologie. Crolla il sistema politico internazionale e culturale che la reggeva, è chiaro che si sfalda, il sistema non tiene più, non è più accettato, non è più tollerato. Quel tasso di tolleranza che c'era, legittimato da una situazione di guerra fredda, non essendoci più la guerra, la tolleranza conseguente non c'è più. Certo, quindi abbiamo un momento che poi parliamo di Prima Repubblica e di Seconda Repubblica e quindi entreremo poi nell'altro. Paolo Roberto Graziano, un incipit sul cosa sono state Mani Pulite secondo le sue conoscenze e quello che ha potuto approfondire, cosa è stata per l'Italia questo evento? Innanzitutto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi a commentare un evento che è storia a questo punto, perché come si ricordava prima sono passati molti anni e sebbene sia forse un po' più facile oggi identificare quelli che sono stati i momenti salienti di quegli anni, rimane forse ancora un po' un mito fondativo della cosiddetta Seconda Repubblica, cioè il 92-93 sono stati anni dirompenti, di cambiamento radicale, come è stato detto prima, che ha dato vita ad un nuovo sistema, una nuova Repubblica. Ora, in realtà io direi che certamente è stato un momento in cui sono venute alla luce delle pratiche che avevano fatto la democrazia italiana una democrazia sempre più debole. Cioè, la debolezza era sempre più evidente, in particolare dopo l'89, a causa dello scongelamento delle relazioni internazionali e quindi anche di un mutamento a cui si stava assistendo, soprattutto a Milano. Non dimentichiamoci che nelle elezioni amministrative del 1990 a Milano l'allora Lega Nord ottenne un risultato estremamente rilevante per la politica locale, che sostanzialmente aveva anche stupito un po' tutti. Quelli erano anni, al di là di Tangentopoli, in cui vi era un forte movimento referendario, una forte spinta verso il cambiamento. Diciamo che Tangentopoli consentì a un'Italia che già voleva uscire dal freezer, potremmo dire, degli anni precedenti, offriva una spinta in più. Una spinta in più che però appunto non è stata risolutiva, perché 30 anni dopo, quasi 30 anni dopo, osservando i dati, quindi guardando gli indici di corruzione percepita o anche quella registrata dal numero dei reati, la situazione non è che sia completamente diversa. Dunque è certamente un momento importante che ha segnato un cambiamento, o almeno ha dato avvio ad un cambiamento soprattutto nella percezione della, come si diceva prima, dell'assenza finalmente della impunibilità. Cioè, per la prima volta si poteva punire chi veniva considerato responsabile di corruzione, e negli anni precedenti si discuteva informalmente, anche a volte in modo più formale. I sociologi parlavano proprio del clima di d'azione ambientale. I sociologi parlavano del clima di corruzione diffusa e anche della
della mancanza di legittimazione di comportamenti virtuosi. Il virtuoso, si diceva, era visto come lo scemo, perché chi non sottostava alle regole della corruzione era visto come un personaggio un po' strano. E di qui Di Pietro parlerà, come sappiamo, di d'azione ambientale, cioè un meccanismo che era sostanzialmente strutturato in qualsiasi interazione tra l'amministrazione pubblica e i privati. Ecco, tutto questo avrebbe potuto rappresentare un vero momento di cambiamento, forse col senno di poi potremmo dire che ha dato vita ad alcuni cambiamenti, certamente anche la riforma elettorale del 93 è fortemente collegata a questi momenti anche di forte animosità nei confronti della classe politica. Sono anni in cui i partiti diventano veramente obiettivi di strali e di lancio di monetine, come ricorderete bene, e quindi è un momento che poteva segnare una fase realmente di rifondazione della Repubblica Italiana su basi diverse. In realtà forse lo vediamo un po' anche nelle pratiche che sono un po' rimaste sotto traccia, forse un po' meno evidenti di un tempo, però questa rifondazione non si è del tutto compiuta. Sì, allora Francesco Trotta, a questo punto il cambio tra la prima Repubblica, chiamiamolo cosiddetta, poi in realtà non è un cambio più di tanto, e la seconda, c'è un collegamento tra i due o c'è una spaccatura netta? Anzitutto ringrazio voi per l'invito. Raccontare Tangentopoli e il dopo Tangentopoli non è sempre facile, perché negli anni subito dietro il 92, il 93, il 94 si pensava che con Tangentopoli fosse finita la corruzione. Dice, abbiamo avuto Tangentopoli, adesso non c'è più corruzione in Italia. E l'hanno ripetuto, hanno idolatrato i giudici di Milano, li hanno fatti diventare degli eroi, avevano offerto a Di Pietro ministeri e quant'altro. Poi la situazione si è normalizzata. Noi italiani siamo molto bravi in questo, a normalizzare la situazione, aspettiamo che passi la tempesta e subito dopo si ripropone lo status quo, magari con forme diverse, ma senza un radicale e vero cambiamento. Tanto che molti di quei personaggi che verranno anche sfiorati da Tangentopoli poi ritorneranno nella cosiddetta Seconda Repubblica. Esempio, senza neanche, è come un po' sparare sulla Croce Rossa, ma l'esempio più eclatante è sicuramente quello dell'ex presidente Silvio Berlusconi, amico di Craxi, che dopo Tangentopoli approfitterà appunto della fine dei partiti così come li conoscevamo per entrare in politica e dare il avvio alla cosiddetta Seconda Repubblica. Perché questo industriale entra in politica? Bella domanda, se lo chiedono molti, se lo sono chiesti molti magistrati la sua risposta. Di varie procure. Allora, perché entro in politica? Posso essere garantista, allora voglio essere garantista. Entro in politica. Dica i fatti. I fatti. Dopo non commenti perché non serve. Fatti sono talmente rivoluzionari che... Ma guarda, onestamente io avevo... non ero ancora adolescente quando ci fu Tangentopoli e quando scesi in campo il presidente Berlusconi, eppure ricordo con piacere mediatico quello che ricordava prima il professore, ovvero il lancio delle monetine, no? E quindi è un'immagine che nella mia infanzia è fisso, no? E poi c'è un'altra immagine, è quella del videomessaggio del presidente Berlusconi nel 94 che si prepara, che fa gli auguri e si prepara a scendere in campo. Berlusconi scende in campo perché i maligni dicono per salvare le proprie televisioni, qualcuno dice invece, i più benevoli dicono perché voleva veramente cambiare le cose. Berlusconi è il frutto della vecchia politica che ritorna nella nuova politica. Dove stanno i fatti? I fatti.
Professore, non mi faccia dire cose che non posso dire. Per diventare Presidente del Consiglio, che cosa ha ereditato Berlusconi? Professor Graziano, cosa ha ereditato Berlusconi per poter fare il Presidente del Consiglio? Qualcuno gli ha fatto un lascito? Non parliamo di denaro, No, ragioniamo in termini politici. Concreto, cosa gli hanno lasciato? È come quando metti la calza all'Epifania, poi vai a vedere e dice cosa c'è dentro. Guarda, ma Madonna Santa, dice, generosa questa Befana, no? Cosa gli hanno lasciato? Appunto, siccome c'erano macerie, hanno lasciato una autostrada politica, perché è vero, si diceva prima... L'autostrada politica è una metafora. Cosa gli hanno lasciato veramente? Roba. La democrazia cristiana, presidente addirittura europeo del Movimento Popolare, giusto? Il Partito Socialista che si era già comprato nel 75, 42 miliardi aveva pagato. Eravamo all'epoca che Nenni si era messo da parte e c'erano altri e lui ha detto no, lo mettete a capo del partito, ci mettete Craxi. Un ragazzetto che aveva poco cervello, lo vedremo poi nei contributi. E poi tutti gli altri partiti, repubblicani, no, lui ha ereditato tutti i vecchi partiti e ha detto Forza Italia. È uno che ha questa eredità perché tutti votavano, Cioè non era un segreto che lui avesse ereditato Gottardo. No, lui ha ereditato una cosa in più, per la verità è di suo questo. E lui aveva gli strumenti del consenso. Distrutti i partiti di massa, lui sostituisse all'organizzazione dei partiti di massa, non è che sostituisse Forza Italia un partito di massa come era la DC o come era il vecchio PG, sostituisce un nuovo tipo di consenso che è quello mediatico, che sostituisce le organizzazioni di massa dei partiti e io aggiungo anche dei sindacati, di tante altre associazioni, cioè una modernizzazione nell'organizzare il consenso. Quindi lui eredita tanto, eredita tanto e poi eredita la benedizione americana. Ma anche del Papa. Vabbè, qui io va da sé. Garantito. Sì, va da sé. Allora, ti ricordi, professore, la zia suora di Berlusconi, no? Bravo. La zia suora. Ma il consenso, lui Ma perché il consenso? Andiamo sul concreto. Le televisioni. No, perché ci sono 4-5 partiti e quelli che votavano quei partiti sono diventati automaticamente orfani. Hanno solo un'alternativa e questa è la grande, errore, vorrei dire una parola un po' più pesante, che il Partito Comunista si presenta da solo, bastava soltanto che allargasse a 2 o 3 altri partiti e aveva la possibilità di andare a fare il governo. Dice no, perché abbiamo vinto noi e mai dichiarare guerra prima che sia finita, no? Ecco. E tutti gli altri hanno preso paura e hanno votato Berlusconi. Ma erano orfani, cioè la gente andava a votare ma non sapeva mica dove mettere la crocetta. Cioè, dice, adesso... Posso intervenire su questo? Prego, sì, certo. Io in realtà avrei una lettura un po' diversa, cioè non è che 20 anni prima, 15 anni prima Berlusconi avesse preparato il terreno per poi vincere per caso, perché mi pare che si stia un po' facendo passare questa idea secondo la quale Berlusconi riempie un vuoto. Indubbiamente Berlusconi riempie un vuoto, ma lo fa con delle tecniche anche di comunicazione, di cattura del consenso che sono estremamente innovative. L'Italia in quegli anni era un'Italia smarrita, un'Italia che anche a causa di Tangentopoli si trova un po' incredula da un lato, dall'altro molto contenta. Non mi stupisce appunto questa memoria preadolescenziale delle monetine come anche un momento forse catartico per certi versi. Bene, sono quindi dei momenti in cui da un lato c'è la grande slavina, come è stata definita
la Cafagna, e dall'altro c'è uno spazio, un'autostrada dal punto di vista politico che Berlusconi coglie. E attenzione, Berlusconi non coglie questa opportunità da solo, lo fa utilizzando le capacità imprenditoriali che aveva sviluppato comunque nel corso degli anni precedenti, rivolgendosi tra gli altri a dei politologi che conoscevano il caso italiano molto bene e che avevano anche un'idea di partito liberale che secondo alcuni in Italia non vi era mai realmente stato, potremmo anche discutere di questo, offrendo a un nuovo partito un posizionamento centrista con le caratteristiche che sono state in parte menzionate prima, che riempiva un vuoto. E quel vuoto effettivamente è stato riempito attraverso un'immagine costruita attraverso il video della discesa in campo, per esempio, attraverso certamente l'immaginario berlusconiano che era stato costruito nel decennio precedente dalle televisioni, questo è indubbio, ma che hanno dato l'illusione, perché poi scopriremo che non è proprio così, l'illusione che ci fosse l'Italia del mondo della produzione, del mondo del lavoro, che appunto potesse riscattare la politica attraverso il proprio diretto intervento. Ecco, questo poi, col senno di poi, sappiamo perfettamente che non si è realizzato. Però vorrei introdurre un argomento. Non è che in quegli anni, come dire, chi ha votato Berlusconi non sapeva cosa faceva. Ecco, non è proprio così. No, allora Berlusconi era un perfetto sconosciuto, salvo che entrava in tutte le case con la sua televisione, di conseguenza la sua presenza, anche se non formale, perché poco si metteva in mostra nella sua televisione, non compariva mai, però tutti sapevano la scalata di questo grande imprenditore che improvvisamente da costruttore di case era diventato quello che entrava in tutte le case e ci proponeva tante belle cose. Era il momento in cui la RAI era rimasta indietro, quindi c'è una spinta a cambiare il sistema di comunicazione della televisione e naturalmente Berlusconi è quello che emerge. Questa è l'apparenza, ma le garantisco che Zaccagnini ha consegnato la Democrazia Cristiana al signor Berlusconi, tant'è che poi lui va in Europa e si fa eleggere presidente. Cioè non è che hanno detto, vediamo, perché non c'è alternativa, in quel momento non c'è alternativa, non è che ha tirato fuori un bravo ragazzo e ha detto allora a te affidiamo questa cosa qua. No, la diamo a Berlusconi perché Berlusconi è una persona credibile. Lui aveva molti affari con il Vaticano ed era molto più credibile di Agnelli perché era molto più affidabile. E questa cosa qui che normalmente non si conosce o non si tratta, c'è una guerra tra Agnelli e Berlusconi. Berlusconi è la figura alternativa a una figura importante come quella di Agnelli, che aveva un'altra area politica, ma naturalmente gli Agnelli mai vogliono entrare nella politica perché hanno sufficienti risorse per stare fuori. Berlusconi a quell'epoca le risorse non le aveva, perché ha bisogno di quotarsi in borsa. E si quoterà in borsa con una certa, abilità che se fosse successa in America probabilmente non sarebbe andata così, ma in Italia certe cose si possono fare. Questo è. E la gente, guardi, che quando andava a mettere la crocetta si domandava ma a chi voto? Chi è il mio referente? Tutti quelli che... La vecchia... Non c'era un deputato che si è ripresentato. E quindi non sapevi la preferenza a chi? La preferenza, e allora all'inizio della scheda elettorale c'era scritto in tutte le sedi, c'era scritto Berlusconi e tutti facevano la crocetta su Berlusconi. Poi naturalmente non poteva essere lui eletto 300 volte e quindi automaticamente lui si ritirava da quell'area politica e quindi il numero 2 e il numero 3 venivano eletti. Questo è il meccanismo. Che Berlusconi sia stato costretto a entrare in politica credo che sia un fattore fondamentale. Forse aveva qualcosa
anche lui da farsi perdonare, perché l'Italia viaggiava così. Non è che l'Italia, se tu prendevi un appalto, dovevi fare i conti, non c'era niente che stava in piedi. Difatti una delle cose che disse Giovanni Agnelli, adesso come faremo? Perché c'erano gli appalti e c'erano i prestiti che lo Stato faceva, i finanziamenti che lo Stato faceva perché l'industriale potesse poi prendere l'appalto, era tutto un giro. La vera economia italiana in quel momento non c'era. Non c'è un'economia dove c'è l'imprenditore che fa la gara per arrivare prima e ce la mette tutta. I prezzi erano già stabiliti in partenza, perché nessuno si azzardava a competere in un bando di concorso, giusto, Gottardo? Sì, ci sono anche questi aspetti che verrebbero un po' più approfonditi, però io sono sempre per l'aspetto fondamentale. Professore, poi questi secondi li vorrei approfondire dopo, un mezzo secondo solo. Io però sono ancora convinto che con Berlusconi ragioniamo in termini un po' nobili, non episodici, altrimenti il controllo del fenomeno ci sfugge. A un sistema che era organizzato nei partiti di massa, sostanzialmente Democrazia Cristiana e Partito Comunista, i socialisti e i partiti minori svolgevano una funzione sostanzialmente ancillare. Bene, a questa organizzazione dei partiti di massa si istituisse un sistema di comunicazione di massa e chi era armato coi cannoni della comunicazione di massa, anche un po' ruffiana, Domenica In, quando ancora la televisione di Stato faceva i fratelli Karamazov, lui non va a fare Domenica In con le donnine eccetera. Quindi chi è armato con gli strumenti della comunicazione di massa è Berlusconi. Chi gli dà questi strumenti? Lo Stato, il governo. Scusate, la legge Mammì, tu te la ricorderai, professore. Lo Stato? Cioè, lo Stato, il Parlamento, il governo dà le concessioni, i canali televisivi. Allora, teniamoci... Cioè, mica, non è che ricostruisce Berlusconi, se li fa dare, se li prende. Usi un termine, cioè Prego. Lo Stato dà a Berlusconi? La legge Mammì. Quando le concessioni televisive... Quanto è costata no? la legge Mammì? Sarebbe stata un'altra legge dove c'entrava il Tangentopoli. Allora... I deputati del Movimento Sociale, che allora non contavano nulla, furono pagati 30 milioni l'uno. Quelli contavano un tubo, no? Mi scappava un altro termine. E questa era l'Italia dell'epoca. E non c'era ancora che Tangentopoli. È stata fatta una legge, hanno preso le misure della giacca di Berlusconi, l'altezza dei pantaloni come i sarti, e hanno fatto una legge esattamente come aveva bisogno Berlusconi. La legge non fu fatta dal signor Mammì, che manco sapeva, perché a quell'epoca io lo mandai a quel paese, il signor Mammì. Dico, lei non sa neanche la legge che ha proposto, non l'ha nemmeno letta. La scrisse il mio avvocato, che poi era diventato avvocato di Milano, avvocato di Berlusconi, e la scrive lui di pugno suo. Io quando avevo un problema di interpretare quella legge, chiamavo lui e dico, ma cos'è scritto? No, di interpretarla in questa maniera, quel passaggio lì, eccetera. C'era il termine copertura. Cosa vuol dire copertura? Avevamo discusso quando lui la scriveva, no? Copertura vuol dire l'area dove un ripetitore riesce a fare il segnale. Ma io posso dare un segnale valido a Bologna partendo dal Veneto. Qual è valido? Bacino di utenza, veniva fuori un altro termine, perché la RAI non aveva questi problemi, la RAI trasmetteva e basta. Eravamo noi che avevamo un conflitto con i vari canali, perché c'era lo stesso canale che Canale 5 aveva a Verona, a Bologna c'era un'altra emittente. Quindi la legge doveva contemplare questa cosa qua. Non è stata facile da scrivere, però su misura di Berlusconi. Al punto tale che
il signor Craxi si adoperò per richiudere il 6 di agosto, di chiudere l'approvazione della legge, e fu un'approvazione totale, nessuno si domandò nulla. E la presentazione dei documenti per la richiesta delle concessioni doveva essere fatto il 20 di agosto, cioè c'era a disposizione 15 giorni, compreso Ferragosto, per documentare tutte le postazioni televisive, i canali occupati, eccetera, cioè montagne di carte. Noi abbiamo presentato una cassa, diciamo, una valigia di carte. Dovevamo farlo in 15 giorni senza sapere cosa c'era nella legge. Scoperta la legge, messa come sulla Gazzetta Ufficiale, immediatamente dopo partiva il tempo, quindi entro agosto ci fu un putiferio. Allora spostarono questo termine, perché sennò sarebbe stata una rivoluzione. Parliamo di 800 emittenti televisive che avevano le loro brave coperture e avevano aziende che funzionavano, che venivano schiacciate all'istante. Perché se sbagliavi quella denuncia non potevi più correggerla. Cioè io copro quest'area con questa copertura, altrimenti se hai sbagliato il punto di partenza, le coordinate, eccetera, perdevi il canale. E questo in 15 giorni non si può fare, soprattutto ad agosto. Io mi ricordo che il mio collega di Rete Capri fece una denuncia in procura perché era impossibile poter adempiere a una richiesta di questo genere. Allora la spostarono al 23, mi pare, di ottobre. E allora ci fu il tempo, fu una corsa ossessiva, ma lo stesso Berlusconi sbagliò. Presentò dei documenti che non erano validi. Per esempio, l'impianto che lui aveva a Monte Madonna l'aveva dichiarato a Monte Grande, sempre Colli Euganei. Ma come mai? Perché Galliani allora aveva intenzione di spostare gli impianti, quindi ha fatto un falso in atto pubblico, no? E il problema cosa è successo? Che ne aveva fatte tante di queste, e quando hanno incominciato a sfogliare tutte queste cose si sono accorti che forse l'avevano preso in quel posto perché avevano fatto troppi furbi. E allora chiesero al Ministero di poter avere unici accesso alla cassaforte del Ministero, una stanza chiusa ermeticamente dove c'eravamo tutti con tutte le nostre denunce. L'hanno aperta, gli hanno dato le chiavi a Berlusconi, sono andati 4 tecnici, uno di Bologna, uno di Venezia e altri 2 di Milano, e si sono messi a correggere i documenti che avevano presentato sotto giuramento e confermati dal Tribunale di competenza. Quindi c'era il timbro del Tribunale. Tant'è che li hanno arrestati. Un mio carissimo amico di Venezia ha avuto tempo era partito prima, che era un venerdì, doveva tornare a Venezia, quindi è partito prima, gli altri 3 li hanno presi. Poi è andato a finire a Tralucci e Vino, naturalmente. Questo era l'Italia dell'epoca, ma non è cambiata, non è cambiata. Sì, resta che lui in mano aveva i canali della comunicazione, ecco, questo volevo dire. Tu mi hai confermato. Lui aveva in mano, lui si è preso i canali della comunicazione come ha voluto e non gliene sono stati dati. Ha imposto di averli e Craxi in questo senso ha avuto una grande funzione. Cioè Craxi di persona ha percorso Senato e Camera per convincere uno a uno che questa era una buona cosa ed era necessaria questa legge, perché eravamo tutti fuori legge. Noi occupavamo un bene dello Stato senza avere un permesso. E quindi Berlusconi, che doveva essere quotato in borsa, non poteva essere quotato perché non aveva diritto di occupare quel canale. Cioè, se io sono un immobiliare e ho 100 immobili, ma non ho i permessi per costruirli o l'agibilità o tutto quello che è, non è che io ho
100 miliardi di immobili posso quotarmi in borsa, perché quegli immobili ci sono ma non valgono. E questa era l'operazione della legge Mammì. Però quella legge, se avesse rispettato quella democrazia che tutti ci aspettavamo, sarebbe stata scritta in maniera leggermente diversa, in modo tale che tutti i cittadini, comprese le emittenti anche piccole, che avevano la loro dignità e ce l'hanno tuttora, perché le vedete, no? Ecco, non ci ha aiutato nessuno, siamo stati degli imprenditori e molto più bravi di Berlusconi, perché Berlusconi aveva ben altre risorse e nella legge ci siamo per sbaglio. Ci siamo perché non potevano fare una legge solo per Berlusconi. Hanno fatto una legge per Berlusconi e poi ci hanno buttato dentro tutti. Però lui è ereditato. Che cosa è ereditato? Io seguo sempre con molto interesse quello che dice il professore, perché dice anche delle cose per me anche nuove, nonostante ne abbia visto in tutti i colori. Però professore, ammesso anche che sia esattamente come dice lei, io ci credo, perché delle cose le può dire, perché è stato uno dei testimoni all'interno del settore, non all'esterno, e quando dice alcune cose le credo in verbis magistri. Però resta il fatto che, messo anche che sia stato fatto una specie di colpo di mano legittimato a posteriori, resta che quando anche l'opposizione, qualche anno dopo, quando D'Alema prende il primo presidente comunista del governo italiano, prende in mano la presidenza, prima visita che va a guardare gli impianti di Berlusconi e dice: è un bene nazionale che va tutelato. E il nostro ultimo Conte, questo il Conte di fino a ieri, faceva tutte le pressioni e tutti i provvedimenti governativi per fermare la scalata dei francesi a Mediaset, dicendo è un'impresa italiana che va salvaguardata, nel senso che quindi su questi quacervo di interessi la sintesi è più complessa. Ma tu non sempre chiara. Tu credi che D'Alema sia così generoso? Io non lo so, io so che era un politico e avrà avuto le sue motivazioni politiche. No, non è un politico. Poi fa il mestiere del politico. Cioè, io ho fatto politica quando ero più giovane, adesso faccio l'osservatore. Guardo e cerco di capire per quale motivo politico, e devo dire che lui è considerato allora, come Conte ieri, rispetto all'assalto dei francesi. Sai cosa diceva Berlusconi? Io voglio difendere Berlusconi. Sai cosa diceva Berlusconi quando qualcuno diceva ma insomma c'è il conflitto di interesse e qualcuno di sinistra si scaldava troppo? Diceva ragazzi, mettiamo le tasse alle cooperative. Sapete cosa vuol dire? Che c'è un meccanismo strano nelle cooperative, fatto apposta, fu fatto subito dopo la guerra, per lasciare che l'economia di certi gruppi che si assemblavano e quindi potevano produrre non dovesse essere, diciamo, vessati dalle tasse. Quindi per esempio certe cooperative, adesso io non so specificamente, fanno il bilancio e pagano le tasse ogni 3 anni. No? Giusto? Quindi c'è anche un meccanismo dove se io ti fatturo un po' prima e dopo mi fatturo un po' dopo, alla fine del 3° anno riesco anche a aggiustare un po' il bilancio. Ma ci sono stati anche degli scandali con le cooperative che sono fallite e si portavano dietro i debiti di tutte le altre. Ma questo non è un sistema delle cooperative, le cooperative sono molto sane, però è un vantaggio. E allora il ricatto stava proprio in quello. Allora mettiamo le tasse come pagano tutte le altre aziende? E allora qualcuno diceva ma che bello la televisione di Berlusconi. No, ma questo non è rispetto di chi lavora seriamente come molte emittenti del Veneto, della Romagna,
che hanno messo soldi veri e hanno lavorato come degli asini per tenere in piedi poi una cosa fondamentale, l'informazione. Perché l'emittente locale, quello che non riesce a fare Canale 5 e neanche la RAI, se non con un po' di telegiornali di RAI 3, che l'informazione locale non c'è. 1983 Berlusconi doveva comprare tutte le emittenti italiane. Lo dico non è un atto di accusa. Anch'io, se potessi, elimino la concorrenza, sto meglio. Se ho i soldi, chi se ne frega. Non sto facendo accuse, bravo così. Siamo in un mondo dove c'è la competizione, è giusto che ci sia. Il problema è che il politico non può stare da una parte o dall'altra. Il politico deve stare dalla parte dei cittadini e tutti hanno pari dignità. Adesso parliamo delle emittenti televisive, ma parliamo della sanità. Quello che abbiamo visto un attimo fa col contributo, adesso lo rimandiamo in onda perché l'abbiamo riaggiustato, purtroppo chiedo ai nostri telespettatori di avere un attimo di pazienza, è che la sanità era uno dei meccanismi, come abbiamo visto poi, non è finita, diciamo, la Lombardia è il regno della sanità corrotta, l'abbiamo visto con Trivulzio, perché questo Trivulzio che è successo con il Covid-19 è lo stesso Trivulzio per cui è nato lo scandalo e di cui vediamo adesso il contributo. Facciamo una leggera, scusate, una leggera interruzione. Io vi ho un po', diciamo, così, ho assunto un attimo le redini, perché adesso finalmente è finito il nostro contributo, lo hanno risistemato, vediamo un attimo la pubblicità, lo ripropongo e poi a voi il commento e parte effettivamente quella che è la trasmissione. Grazie.